Un medico vicentino che esercitava negli ambulatori di Trissino e Castelgomberto è stato posto agli arresti domiciliari dai carabinieri di Valdagno. Dovrà rispondere dell'accusa di aver falsamente eseguito tamponi e vaccini per far ottenere il Green Pass ai propri pazienti. A disporre la misura cautelare è il GIP del Tribunale di Vicenza, a conclusione delle indagini che hanno visto coinvolto anche il nucleo antisofisticazione e sanità di Padova. L'inchiesta era partita su segnalazione della dirigenza dell'Usotto Berica, che aveva constatato un anomalo aumento di tamponi registrati sul portale dell'azienda sanitaria rispetto al numero di tamponi effettivamente consegnati e del numero di pazienti assistiti dal medico. Nel giro di un anno erano passati da 891 a 1461. Ascoltando le intercettazioni ambientali e telefoniche, gli inquirenti avrebbero accertato che il medico praticava la simulazione di vaccini e tamponi, in alcuni casi anche incassando corrispettivi in denaro. Al giudice il medico dovrà rispondere per i reati continuati di falsità ideologica, peculato, corruzione e atti contrari ai doveri di ufficio. Con lui anche altre 7 persone sono state sottoposte ad indagini.